Ciao ragazzi, oggi sono venuto a Requaro 1000 a Malga Pizzegoro e qui dentro mi sta aspettando Paolo Centomo, quello della pizzeria San Martin. È venuto qui per prendersi la fioretta che poi userà anche questa volta nella pizza. Dopo lo zabaione, la fioretta. Andiamo a capire perché. La fioretta, eccola lì, la imbottigliata in Raveia. Aspetta, te lo mi tiro te sai di Marco. C'era proprio quello che cercavo. Sì, solo vederla come sentiamo. Ragazzi, è dolce. Che meraviglioso. È dolce. È questa la bellezza di scoprire la propria terra, vero? Questo è il territorio, il nostro territorio che noi vogliamo riportare sulla nostra pizza. Cos'è la fioretta? Fioretta è la ricotta liquida. È il primo affioramento, vero? Esattamente, la ricotta liquida fa parte delle tradizioni del nostro territorio, specialmente in questo paesaggio meraviglioso, la Conca d'Oro, dove il latte, le mucche in alpeggio producono il latte e il meraviglioso Zini fa questo Prodotto eccezionale che tu hai rincorso, vero, per un po' di tempo. Qualche annetto che stiamo cercando di trovare una ricetta da mettere sulla nostra pizza. Ma poi sulla pizza come si sposa, come va inserita, cosa dà? Beh, la ricerca l'ho fatta, adesso ne pensa Federico. Ah, le lucche che da... spiega lui. Spiega io. No, che non sappiamo parole. Esattamente. Ma per caso che hai detto anche ricotta affumicata? Guarda, dietro è più affumicato, mentre proprio avanti si sta affumicando. Mamma mia, Gesù Giuseppe Maria. Posso? Prego. Posso sentire anche lì? Sai a questa qua. Ragazzi, avete visto la ricotta affumicata? Affumicata nel camino, proprio come un tempo. Qua nulla è cambiato. Cosa gli afferma il È tempo? eccezionale. Vedete? Sopra il camino, eccolo qua. Lino Zini è gestore della Malga, gestore storico, vero? Da quanto tempo è che è qua? Da 15 anni. 15 anni. È lui quello che fa la fioretta e le ricotte affumicate. Cicci. Salute. Domenica è più Proviamo. È buono anche questo, ciò. Adesso devo tornare a Federico Poreto perché sennò dire che non giro a volta se non è vera. Noi stiamo lavorando, vero? È ricerca. Arrivederci Tini, saluti. Saluti. Andare a Malga Pizzegoro è sempre un'esperienza straordinaria. Si vedono gesti che non si incontrano più così facilmente, cioè persone che sembrano vivere in un'altra epoca e quindi anche i sapori sono rimasti quelli, vero? Sì, assolutamente. Molto probabilmente sì, nel senso che il modo di fare le cose è rimasto lo stesso, quindi porti gli stessi prodotti poi Certo. sul tavolo. Mi pare che la regola guida sia la semplicità, un po' come questa pizza, che è una pizza bianca alla fine, no? Alla fine sì. Non c'è tanta roba sopra. No.
ma però secondo me c'è la roba giusta. Questo è il tentativo di rivisitare un grande classico della pizzeria italiana, che è la ricotta e spinaci. Certo. Però usando sempre gli stessi canoni, cioè usando i nostri prodotti e cercando appunto usare i nostri prodotti, ma cercando di portare dei grandi classici, quindi stare dentro a quei paletti lì, a quelle Certo. regole lì. In questo caso qua appunto la fioretta messa a 3/4 cottura con un spinacio saltato leggermente in padella e una bella grattugiata appunto di ricotta affumicata di malga del pizzaiolo. Cosa dà la fioretta, Federico? Beh, dà morbidezza, questo sicuramente come struttura. Tende comunque ad allungare il sapore, quindi Certo. ad amalgamare un po' tutti i sapori, quindi dando persistenza a quello che si mangia. Ho capito. Quindi diventa molto piacevole mettersi in ascolto, aspettare che vengano fuori i sapori, diventa molto divertente. Certo, cosa che farò molto volentieri adesso, perché come al solito la pizza è leggera, la birra naturalmente non c'è, perché ormai Sì, Federico... dai. Dopo dici che non ti do mai niente. No! Anche la birretta. Anche la birretta, Sì. la versiamo addirittura. La versiamo Ah, adesso. quindi si può capire Anche a massa. non solo da bellezza. Voglio bene a quest'uomo. Adesso andiamo dallo stesso parrucchiere. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Chissà quale altra pizza mi preparerà il Federico. Staremo a vedere. Ciao ragazzi, adesso lo temo Ciao, però. ciao, grazie a tutti. Ma la birra non l'ho ancora aperta. Adesso, dottore, carapato.